Importante per i nostri cittadini perché, come giustamente osservavate, ci sarà un risparmio soprattutto di tempo. Sono ben note insomma le lungaggini per la richiesta del passaporto, che sono state anche oggetto. Quello aiuta un po' perché asciuga poi. Alza, adesso ne facciamo un'altra, vai. Antonio Ruvo, direttore della filiale di Venezia. Oggi siamo a Cavardere dove inauguriamo un servizio importante e un servizio che dimostra ancora di più quanto Poste Italiane si avvicina al territorio. Parte il servizio dei passaporti. Il servizio dei passaporti è un servizio che darà un chiaro vantaggio ai cittadini di Cavardere, ma non solo, anche ai cittadini dei comuni che sono stati coinvolti nel progetto Polis, e poi man mano questo servizio sarà esteso a tutti i comuni, quindi a tutti gli uffici. Il vantaggio del servizio passaporti è che i cittadini non dovranno più recarsi nella questura competente oppure dal commissariato competente, ma potranno andare direttamente nell'ufficio postale e chiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto. Il servizio è molto semplice, il richiedente si presenta nell'ufficio, può anche prendere un appuntamento attraverso la nostra app oppure può recarsi direttamente nell'ufficio, lì porta i documenti necessari, che poi non sono altro che il proprio documento, il codice fiscale, una marca da bollo da 73,50 €, fa un versamento di 42,50 € e nel caso di rinnovo del passaporto porta anche il vecchio passaporto e quindi 2 foto di cui una autenticata. Il nostro operatore raccoglie la documentazione, poi attraverso una piattaforma tecnologica avanzata noi rileviamo quelli che sono i dati del richiedente, anche le impronte digitali, le inviamo alla questura di competenza, la quale ha 15 giorni di tempo per poter rilasciare il passaporto. Una volta rilasciato il passaporto lo si può ritirare nella questura stessa oppure viene spedito al domicilio del richiedente. Sono il vice sovrintendente Zancarlin della Questura di Venezia, sono il responsabile dell'ufficio passaporti. Devo dire che questa iniziativa ci ha reso contenti, prima di tutto perché ci permette di essere più capillari nel territorio, anche perché, come si sa, sono solo 6 gli uffici nella provincia di Venezia che stampano e preparano i passaporti, quindi ci permette di raggiungere il cittadino in maniera più semplice e capillare. Poi è un buon passo verso il ridurre ancora i tempi. Abbiamo fatto dei buoni passi in avanti, nel senso che prima si aspettavano dei mesi, adesso tipo in questura le urgenze vengono fatte in giornata praticamente e le istanze senza urgenza siamo a qualche settimana, quindi si sono ridotti in maniera importante. E niente, questa cosa permette al cittadino di non doversi recare negli uffici e di avere tutto più comodo e tutto più a portata di mano. Speriamo che Cavardere sia il primo comune e che se ne aggiungano tanti altri.
Via. Buongiorno, sono Mauro Bergantin, abito qua a Cavarzere, finalmente posso fare il rinnovo del passaporto dopo tanti mesi che tramite il servizio online avevo la prenotazione a novembre fatta a gennaio, invece grazie alle poste di Cavarzere posso rinnovarlo in tempi molto rapidi e chiederò la consegna a domicilio, quindi arriverà direttamente a casa. Al momento non ho programmi di viaggi, però prima mi era stato chiesto il sogno e il sogno è andare alle Hawaii, quindi mi servirà questo passaporto per andare alle Hawaii.